Bentornati carissimi spettatori meteo, nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Abbiamo assistito al passaggio di una intensa perturbazione che ha portato delle buonissime nevicate sui settori del nord-ovest e attenzione anche alle forti precipitazioni temporalesche che abbiamo assistito e sono molto importanti, con addirittura un temporale di grandine che è interessato la zona dell'Alessandria. Andiamo a vedere nel corso dei prossimi giorni cosa accadrà. Come vedete, questa è la situazione che fino alla giornata di martedì protrarrà delle precipitazioni anche molto intense, soprattutto sulla Liguria centro-orientale e l'Alta Toscana, ma anche sul nord-est, e infatti le proiezioni attuali sono molto importanti. Andiamo a vedere la situazione attuale. Come vedete, questo vortice Erminia che andrà ad instaurarsi proprio sulla Inghilterra porterà delle precipitazioni, una serie di perturbazioni che raggiungeranno il nord Italia, e come possiamo vedere già nella giornata di lunedì avremo degli accumuli molto importanti, come dicevo prima, sulla Liguria centro-orientale, ma come vedete anche sul media-alta Lombardia e l'Alto Veneto. Ovviamente questi settori più colpiti. Assisteremo a delle nevicate comunque al di sopra dei 1400 metri sulle zone alpine, addirittura su quelle prealpine oltre i 1700 metri, per quanto riguarda appunto il forte vento che andrà a soffiare di libeccio, e in questo caso l'attivazione poi nella giornata di martedì di un nuovo impulso instabile porterà delle piogge molto intense sempre sull'alta Lombardia, il Triveneto e sulla Liguria centro-orientale, con rovesci anche sulla Sardegna occidentale e sulla Toscana, l'Umbria e Lazio, fino ad arrivare comunque alla Campania. Pensate, comunque delle precipitazioni nevose sempre al di sopra i 1700 metri sulle zone prealpine, un po' più in basso ovviamente sulle Dolomiti. Per quanto riguarda l'arco appenninico tosco-emiliano, addirittura sopra i 1900 metri. Comunque vedete che non è un inverno, non è un clima invernale, quindi assisteremo a una serie di perturbazioni che porteranno questi quantitativi di pioggia. Poi nella giornata di mercoledì attenzione invece sulle regioni del sud Italia, perché proprio il sud Italia arriverà una perturbazione che andrà a formarsi sul Nord Africa e dalla Tunisia giungerà sulla isola della Sicilia, portando forte maltempo su questi settori. Come vedete, le precipitazioni andranno a concentrarsi soprattutto sull'isola, e nel corso dei giorni successivi, come vedete, giovedì le perturbazioni atlantiche e le temperature un po' più fresche andranno a instaurarsi sul Marocco e quindi sul Nord Africa, senza portare delle precipitazioni sui settori di gran parte d'Italia. Ultimi fenomeni che andranno a verificarsi sull'estremo sud, con l'allontanamento della depressione in realtà si andrà ad attenuarsi proprio sulle regioni del sud Italia, e di conseguenza avanzerà un campo anticiclonico in estensione anche sul nord Italia, e quindi tornerà il bel tempo un po' dappertutto a partire dalla giornata di venerdì. Quindi assisteremo al ritorno a temperature comunque sopra la media, che saranno sopra la media soprattutto al nord per gran parte della settimana, ma attenzione perché si instaura una tendenza per quanto riguarda il corso dei giorni successivi, dei primi giorni di febbraio, per l'arrivo di una irruzione artica, e come vediamo le temperature potranno addirittura calare di ben 10 gradi, quindi attenzione, potrebbero tornare quindi le nevicate se dovesse instaurarsi un minimo. Più probabile al sud Italia per il momento il ritorno alle gelate che sarebbero piuttosto diffuse su gran parte dell'Italia. Almeno questa è la tendenza che vedono gran parte dei modelli a partire dal 2 di febbraio, questa discesa di massa d'aria molto fredda di matrice artico-continentale. Questa è la tendenza che dovrà essere confermata nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Ovviamente vi rimando ai prossimi contenuti.